La Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli ha ricordato il sacrificio di Genova Cavalleria e Lancieri di Novara che con i fanti della Brigata Bergamo bloccarono l'avanzata austro-tedesca consentendo il ripiegamento e la successiva riorganizzazione dell'esercito italiano oltre il tagliamento. La cerimonia si è svolta come di consueto a Pozzuolo del Friuli, ma a tenere banco è il futuro della Brigata. Resterà a Gorizia o si trasferirà a Bologna? Queste le parole del generale di Corpo d'Armata Claudio Graziano, capo di Stato Maggiore della Difesa. Della Pozzuolo, se dicessi che non si parla della Pozzuolo sarei poco onesto e poco trasparente. Io nel mio intervento ho spiegato che il ruolo della cavalleria è accresciuto ed si è potenziato. Un tempo avevamo un numero minore di reggimenti di cavalleria di quelli che abbiamo adesso. Ogni brigata deve avere un'unità di cavalleria, quindi una grande unità che sia solo di cavalleria in questo momento non ha un ruolo operativo completo. Questo vuol dire, se poi si parla del nome, il nome questo qui viene assegnato sulla base delle tradizioni. Per quanto riguarda le sedi, devo andare a Bologna o a Gorizia a vedere quelli che sono le sedi più rispondenti, che ci sia comunque il progetto di distribuire i reggimenti di cavalleria nelle brigate potenziandoli e di accorpare alcune unità sulla brigata aeromobile ottenendo un unico complesso di forze più grosso, questo è vero. Racconti un po' le ultime novità. Il generale mi ha detto che è quello che ha detto in piazza, che è in corso una ristrutturazione dell'esercito, cosa che si sapeva benissimo, che ci sarà una riduzione degli organici e fra le varie ipotesi c'è quella anche di accorpamento di reparti. Uno di questi potrebbe essere quello della brigata di cavalleria, Pozzuolo del Friuli. Dipende sì, lui ripete che è una questione di strutture, è una questione di risparmi e noi cercheremo di parlare di questo quando sarà il momento. Dal lato della sua esperienza sarà positiva poi il prossimo incontro oppure? Ma alla fine io penso che ce la faremo anche questa volta.